ancora una volta come a maggio, perché sia in via Sorana dove siamo ora, sia in via Pignara, sia in via Isola Verso Monte ci sono state delle colate detritiche dovute al trasporto da parte dell'acqua di alcuni detriti che erano rimasti sui calti. La situazione però è un po' più complessa, nel senso che c'è tutto un sistema di scarichi, di calti, di briglie e quant'altro che deve essere rivisto. C'è anche purtroppo poca manutenzione da parte dei privati nei boschi privati, ce ne sono moltissimi sul Monte Ricco. Almeno 80 millimetri d'acqua in un tempo brevissimo, troppa per i calti del Monte Ricco. I ruscelli che convogliano verso valle le acque piovane non riescono a smaltire quantità che da eccezionali stanno diventando normali e trascinano a valle sassi, fango, legname. Dopo maggio, quando via Sorana è stata chiusa, la scena si è ripetuta anche nel pomeriggio di domenica. La strada laterale, sgomberata nella notte, era letteralmente invasa. Qui due famiglie, in via precauzionale, sono state invitate a uscire di casa. Mamma e figlia hanno accolto l'invito, una seconda famiglia ha preferito rimanere nell'abitazione per cercare di difendere la proprietà dall'acqua. Il cessare delle piogge e il sole hanno fatto rientrare in parte l'emergenza. Via Solana in queste ore rimane chiuso al traffico per permettere le operazioni di pulizia e i sopralluoghi dei tecnici di regione e comune. Al termine del briefing volante con la prima cittadina, l'annuncio dei provvedimenti. Avevano già fatto un intervento a maggio e appunto finché eravamo qui in questi minuti ci hanno confermato che anche il secondo intervento di 50.000 euro che riguarda proprio questo fronte del Monte Ricco è stato sbloccato e quindi verrà realizzato il prima possibile.